Allora, io ho smesso di fare il critico che indica i suoi gusti, le sue scelte, che pure ci sono. Avrei in mente, o avevo in mente quando ero ragazzo, un'arte segreta con una quarantina di artisti che erano quelli che io ritenevo bravi rispetto a quelli dei miei colleghi. Ma io arrivo in un luogo e prendo atto di come un gruppo che il comune sostiene, in questo caso, e una produzione produce, ha accolto la vostra istanza di trovare un luogo in cui rappresentarsi. Ormai da 5 o 6 anni io avrò visto 20.000 artisti raccolti. Serra di Falco sta a Palermo, quell'altro sta non so dove, ci sono diversi, a Salerno ci sono altri, qui non ero mai stato, ma evidentemente il principio è lo stesso. Nel momento in cui qualcuno ritiene di avere qualcosa da dire nell'opera che propone, tu puoi dire: io non so se tu sei un grande artista, so che meriti uno spazio per mostrare quello che sai fare. Ecco il diritto alla creatività.